più o meno, dopo da lì si potrebbe poi proseguire. Ah no, perché io dimenticavo che il mare per voi è pioggia. Sì, Sì. piove di sacco, piove. Io dimenticavo, il mare per voi non è Jesolo, è pioggia. No, Purtroppo. il lavoro comunque è replicabile su altre direttrici e l'idea nasce dal cercare che la mobilità delle persone che vanno a lavorare possa essere sempre più una mobilità che coordinata sul territorio e quindi andare ad abbattere la movimentazione delle singole macchine. Ora, il nostro tessuto industriale generalmente è formato da medio-piccole aziende e non possono permettersi di avere in azienda un esperto di mobilità e quindi di fare un'analisi sul territorio e poi un'idea può essere buona, però dopo non praticabile e quindi con costi aggiuntivi. Attraverso la Camera di Commercio siamo riusciti, piaciuta questa idea, siamo riusciti ad avere un finanziamento e abbiamo fatto questa analisi, abbiamo somministrato il questionario ai titolari delle aziende, non ai dipendenti. Questo per evitare un impatto che poteva creare qualche problema con le organizzazioni sindacali, eccetera. Quindi per evitare, ecco, e anche perché prima dovevamo capire se era un'idea fattibile oppure no. I risultati ci dicono che l'idea non solo piace agli industriali, piace anche che, a tal punto che su alcuni sarebbero anche disposti a mettersi qualche soldino. Da qui l'idea che potrebbe nel tempo, approfondendo questa indagine, a capire come si potrebbe strutturare sul territorio il servizio di mobilità per i lavoratori. Lascio la parola a chi ha condotto l'indagine sul campo e ha preparato lo studio, l'avete per intero in mano, una sintesi, adesso ve la illustra, via della Libera, che ha analizzato i numeri in modo scientifico.